Ci troviamo all'esterno della chiesa San Fedele a Milano, abbiamo appena vissuto un momento di incontro con Monsignor Aghedaelli, presidente della Caritas italiana e arcivescovo di Gorizia. Chiedo subito a Monsignor Aghedaelli intanto un'impressione per quanto riguarda il recente rapporto sulla povertà che è stato presentato i giorni scorsi da Caritas italiana. Intanto una cosa positiva che è stato un rapporto che ha avuto una buona accoglienza nell'opinione pubblica, anche appunto dei giornali, delle televisioni, e perché dice dei dati basati non soltanto sulle ricerche dell'Istat ma su quanto avviene nei centri di ascolto delle nostre Caritas, dove abbiamo effettivamente un po' il polso della situazione, e lì si è visto come purtroppo i poveri non stanno diminuendo, anzi stanno aumentando, soprattutto i poveri stranieri in questo caso, soprattutto in certe zone d'Italia. C'è una povertà che poi non è solo economica, sta diventando anche in questi mesi, queste settimane, una povertà energetica, ma c'è insieme come sempre anche una povertà educativa. Lì si è presentato tra l'altro anche una ricerca fatta a livello europeo, ma compresa ovviamente anche l'Italia, insieme ai salesiani, che hanno evidenziato anche questa povertà di carattere educativo. Un aspetto che è stato ripreso molto anche dalla stampa in questi giorni è il ruolo o comunque il valore che ha assunto il reddito di cittadinanza per quanto riguarda appunto la problematica della povertà in Italia. Qual è il suo punto di vista e qual è anche così il messaggio che emerge dal rapporto? Intanto è emerso che per quanto riguarda proprio i poveri che si rivolgono ai nostri centri di ascolto, ci siamo accorti che quelli che hanno reddito di cittadinanza sono meno del 50%, sono poco più del 40-44%, il che vuol dire che il reddito di cittadinanza, che pure è stato importante, però per certi aspetti è sbagliato mira, nel senso che privilegia chi è singolo rispetto alle famiglie, privilegia gli italiani rispetto agli stranieri perché chiede la permanenza in Italia di almeno 10 anni, privilegia appunto chi in qualche maniera potrebbe trovare un lavoro, mentre il problema non è tanto solo trovare lavoro, ma un'attenzione complessiva. Ai nostri centri di ascolto di solito le persone non vengono con solo il problema economico, ma c'è un problema di disagio familiare, ricordavo un problema di disagio educativo, un disagio anche abitativo, e quindi questa misura dovrebbe essere più complessiva. In quella sede ho fatto anche questo esempio molto semplice dicendo che a livello di Stato ci deve essere, di nazione, ci deve essere un'attenzione ai poveri, anzitutto sul fatto che se uno sta negando bisogna tenerlo a galla, quindi in qualche maniera un reddito di sopravvivenza ci deve essere. Ma poi ci deve essere tutto un reddito che punti all'inclusione, appunto a insegnare a nuotare, a poter portare a riva le persone che si trovano in difficoltà. Un altro aspetto che colpisce dal rapporto è la questione della povertà intergenerazionale. Sembra che chi nasce povero in questi anni in modo particolare rischi di continuare a vivere in una condizione di povertà. E questo sì, purtroppo, proprio perché la mancanza non soltanto di risorse economiche ma anche di risorse culturali, di risorse educative rendono difficile un miglioramento delle generazioni. Certamente poi in questa situazione in cui ci troviamo, dove purtroppo i ragazzi di oggi hanno il sospetto purtroppo molto fondato di non migliorare dal punto di vista non soltanto economico ma anche sociale e culturale rispetto ai genitori, rispetto ai nonni, e certamente le persone che si trovano in povertà questo aumenta, diventa molto più facile. Si è usata un'immagine da parte dei nostri sociologi, quello del pavimento appiccicoso da cui non riesci a sollevarti. Ci troviamo a Milano perché ha appena incontrato il Consiglio nazionale della FISH, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, e in questo incontro ha parlato di Caritas e di carceri. Una domanda su Caritas italiana, la realtà della Caritas in Italia: qual è lo stato della salute, le principali opportunità e le principali fatiche? Direi intanto la Caritas è una realtà molto positiva, mi pare che ci sia presente in tutte le diocesi, direi anche in tutte le parrocchie, le unità pastorali, le varie realtà, e dopo 51 anni sta diventando e continua a essere una presenza significativa anche a livello sociale, a livello della società italiana. Ecco, il tentativo che insieme l'opportunità e la difficoltà è quella di mantenere un po' lo stile di Caritas, che è quello non di fare tutto, di risolvere tutti i problemi, ma di una testimonianza della carità. Poi sottolineare soprattutto l'aspetto anche della pedagogia, no, dei fatti, ma che aiuta a far crescere la comunità.
Una cosa che dico spesso, lo ricordavo anche stamattina, di evitare che la Caritas, sia a livello nazionale ma anche diocesano e parrocchiale, abbia una specie di super delega, no, sulla carità. No, la carità è una dimensione di tutta la comunità, dove certamente la Caritas è importante, ma come espressione, un'espressione condivisa di tutta l'intera la comunità. Questo penso sia un messaggio su cui dobbiamo ancora lavorare parecchio. E poi le carceri, ha incontrato recentemente i cappellani delle carceri del nord-est che hanno messo in evidenza anche in questo caso delle opportunità di percorsi che stanno portando avanti, ma anche alcune problematiche. Sì, il mondo del carcere è un mondo davvero molto, molto complesso, proprio i cappellani del carcere lo sanno molto bene, è un mondo dove c'è molto disagio, molto dolore, dove c'è anche molto impegno, anche da parte delle istituzioni, anche della polizia penitenziaria, i direttori, i vari responsabili, gli educatori. Certamente soffre intanto della carenza di personale, per esempio molti evidenziano che avere un direttore che è direttore di più carceri non riesce a garantire un'attenzione come dovrebbe essere nei confronti dei detenuti e del mondo del carcere nel suo insieme. Poi c'è un po' il rischio che il carcere sia un po' isolato rispetto al resto della città, della società e anche a volte delle comunità cristiane, quindi c'è anche tutto un tentativo che c'è già in parte e deve continuare di coinvolgimento anche della comunità, che senta che comunque chi ha sbagliato, chi comunque sta vivendo una situazione non facile, possa avere anche una possibilità di accoglienza. Si diceva il dopo carcere, molte volte è drammatico, perché si trovano persone senza casa, senza lavoro, senza sapere dove andare, senza risorse. Ecco, devo dire che i cappellani si stanno impegnando parecchio e penso che anche, tra l'altro molti di essi hanno sottolineato che c'è anche un buon rapporto con i settimanali diocesani. Dicevo che anche l'apporto che i settimanali possono dare nell'opinione pubblica ecclesiale innanzitutto, ma non solo, per essere più inclusivi nei confronti del carcere, possa essere una cosa molto importante e di questo ringrazio. Un suggerimento per una diocesi piccola come la nostra diocesi di Vittorio Veneto, in cui non c'è un carcere, come potremmo prenderci cura e avere a cuore la situazione comunque, ecco, di chi si trova in carcere? Ecco, una cosa che sottolinea molto spesso i cappellani del carcere è il tema delle famiglie dei carcerati, quindi avere anche un'attenzione qui. Probabilmente i parroci e le comunità locali, soprattutto in una realtà non molto grande, probabilmente riescono a individuare queste famiglie che vanno accostate evidentemente con molta discrezione, molto rispetto, no? Con attenzione alla dignità delle persone e anche i drammi che vivono. Accennavo oggi per esempio come anche solo gli arresti domiciliari, che sembrano una gran cosa positiva rispetto al carcere, però sono un grande peso, perché vuol dire delle ispezioni improvvise anche che arrivano magari di notte, no, con le sirene spiegate, vuol dire la difficoltà di avere in casa il papà, perché spesso purtroppo sono i maschi, il papà che è un carcerato, una difficoltà nei confronti dei ragazzi, dei vicini di casa, quindi ci sono tante complessità che probabilmente le comunità locali possono avere. Certamente poi penso a livello anche di Caritas, a livello diocesano, prendere contatto anche con i cappellani dei carceri che fanno un po' riferimento per il territorio. Un'ultima domanda: ha incontrato quest'oggi, come dicevo, diversi direttori della Federazione Italiana Settimanali Cattolici, un messaggio per loro, un augurio? Certamente un augurio di buon lavoro, un augurio che sia un lavoro, dicevo, che sia a servizio delle chiese locali, come stanno già facendo, proprio facendo conoscere la realtà, no? Per un discernimento, facendo conoscere anche le buone notizie, anche quando ci sono delle denunce da fare, anche quando ci sono da sottolineare degli aspetti carenti, sempre farlo in un'ottica di speranza e un'ottica costruttiva, fidandosi del Signore e della sua provvidenza. Grazie, buon lavoro, eccellenza. Grazie anche a voi, grazie di cuore.